politica in modo incontrovertibile contesto attualmente vigente, fin da allora. Stiamo parlando proprio di 35-40 anni fa, mi sembra che a quel periodo si riferisca all'argomento. Cioè non c'era il principio per cui in sostanza il potere viene dal basso, questo significa poi in soldoni, non viene conferito dall'alto ai destinatari, che sono destinatari graziosamente per l'atteggiamento grazioso di chi detiene il bastone del comando. E tutto fin da allora proponeva un'interpretazione di questo tipo. Ora, perché vi ho detto che non voglio fare un discorso giuridico e voglio fare invece un discorso politico-culturale? Perché dall'esame, dal contenuto, dalla lettura di queste disposizioni, così come Nino le ha riportate, viene fuori che la sua formazione non era una formazione culturale occasionale. Salutiamo Giovanni Antonio Soli. Non era una formazione culturale occasionale, datata, legata alle contingenze del momento, alle battaglie politiche e quindi anche ai problemi che volta per volta dovevano essere risolti nell'impegno, in modo particolare nell'impegno di Nino come consigliere regionale. Certo c'erano i problemi quotidiani, c'erano le urgenze e c'erano anche lì drammaticamente i problemi legati alla disoccupazione, i problemi legati alle condizioni economiche, al disagio sociale profondo. Ricordiamoci quel periodo, io lo ricordo come un sogno, quando il vescovo Monsignor Melas giustizia Crimus, al Presidente della Repubblica, a Saragat, che venne per il quinto o sesto funerale di agenti di polizia in quell'ora. Chi ha abitato a Nuoro in quel periodo, come me, come Matteo, sa cosa significava vivere a Nuoro anche come condizione psicologica, come sorpresa, anche come paura. Cioè veramente non eravamo felici. A questo proposito, salvo l'età, salvo i 20 anni, è interessante quella battuta che fa a questo proposito quando riferisce di un colloquio con un uomo della campagna, forse pastore, che dice: non ci sarebbe stato bisogno di coinvolgere migliaia di baschi blu. Li ricordiamo i baschi blu? Se ne sono sposati molti e quindi si erano trovati bene in Sardegna. Non c'era bisogno di scomodare migliaia di baschi blu, sarebbero bastate decine di persone come noi, riferisce in uno di questi discorsi, e il problema l'avremmo risolto. Però la condizione era sentirci Stato, e che lo Stato non ce lo sentiamo come vicino, come appartenente, neanche come vicino, è un problema di essere Stato. Ed è interessante, curiosa questa battuta. Però dicevo, tutti i problemi contingenti, le urgenze che premevano, che certamente non potevano non condizionare anche l'approccio, anche le risposte, anche le parole d'ordine. Stiamo parlando poi di una militanza politica, c'era necessariamente, perché è logico che sia così, anche la necessaria ricerca del consenso, per cui qualche atteggiamento poteva essere, ma lo dico proprio absit inuria verbis, non c'è per niente, cioè è caratteristica giusta del politico che deve entrare in conflitto, in concorrenza con il suo interlocutore, probabilmente anche farsi carico in modo eccessivo dei problemi particolari contingenti. Però ciò che ho notato, e questo è il valore del richiamo alla Costituzione che ho evocato, trovato nelle pagine, ciò che ho notato è che Nino, pur essendo con i piedi per terra, ben radicato nel territorio che lo esprimeva, le zone interne, la provincia di Nuoro di 40 anni fa, aveva le coordinate, e le coordinate della formazione di un solido cattolico democratico che aveva fatto i conti con i problemi legati all'organizzazione dello Stato, alla democrazia, al potere che viene dal basso, alla constatazione
che le comunità locali le società naturali vengono prima dello Stato. Tutte queste cose mediate naturalmente da un atteggiamento culturale libero e laico. Cioè Mina non era un ateo devoto, per essere chiari. Cioè forse genuflessioni ne faceva poche, però il suo rapporto con questa formazione di una solidità straordinaria lo metteva al sicuro dalle facili tentazioni esteriori di condiscendenza formale verso come dire, gli orbelli anche del potere ecclesiastico. Ci accade spesso di vederlo in questo periodo, quante genuflessioni e quanti baciamani. Forse bisognerebbe essere più seri, più motivati, più coerenti, più a schiena dritta, più cattolici veri, più devoti e meno atei, non come il messaggio culturale che adesso ci viene trasmesso. Io mi fermerei qua, non me la sento di andare avanti, se poi è necessario, e vi ringrazio per la